sì come quando i primi raggi vibra, laddove il suo fattor lo sangue sparse, cadendo libero sotto l'alta libra, e l'onde ingange da non ariarse, si stava il sole. Ganga Mai, Madre Gange, è davanti ai nostri occhi. Impossibile non essere rapiti dal suo richiamo leggendario e struggente. Decidiamo così di seguirne a ritroso il corso, come per unirci in un magico afflato al viaggio di chi, dopo aver lasciato il corpo materiale, ha affidato le proprie ceneri alle sue acque. Così, dai fumi che s'alzano dalle pire lungo i ghas di Varanasi, ripercorreremo un itinerario che ci condurrà lontano, alle pendici della maestosa catena himalayana.
si estende sui monti dell'Himalaya fino a raggiungere l'estremo limite settentrionale della pianura indo-gangetica, dove è nato Gautama Siddhartha, il Buddha storico. Una volta ripercorsa la ruota della vita, questi uomini nuovi si purificheranno nelle acque del fiume sacro Gange o dei suoi affluenti, come il Bagmati in Nepal. Lì vengono ripetuti i medesimi gesti sacrali di sempre, da sempre, per sempre. Le città della valle, apparentemente agglomerati urbani, disordinati e rumorosi, hanno in realtà un centro antico denominato Durbar Square, caratterizzato da templi, vecchi palazzi reali, fontane, musei, statue, idoli. Nella valle, le 3 piazze Durbar più famose sono quelle di Kathmandu, Patan e Bhaktapur. Le meraviglie che caratterizzano questi luoghi sono opere dei Malla, popolazione tibeto-himalayana del Nepal, che sviluppò la più importante cultura nepalese.
Nepal è situato purtroppo in una delle zone più fragili della crosta terrestre, in una zona dove la placca indiana si inserisce al di sotto di quella che si chiama zolla eurasiatica, quindi tutta dell'area europea e asiatica. Questo scivolamento al di sotto della placca eurasiatica avviene con velocità molto elevate, si parla di circa 43 mm l'anno, quindi sono misure abbastanza importanti, e fa sì che nel sottosuolo di questo scivolamento si accumuli energia che periodicamente, a un certo punto, quando supera la resistenza della roccia, la resistenza dei materiali, tende a rompersi, a creare un nuovo equilibrio, e questa rottura non è altro che un terremoto. Io sono tornato da Kathmandu da pochissimo, si è visto che in realtà molte delle abitazioni non hanno subito danni particolari, nonostante fossero in condizioni statico-strutturali non brillanti. Gli edifici, invece, edifici storico-architettonici, hanno tutti subito, quasi tutti subito dei grandi e severi danni, spesso con la distruzione totale. Basta pensare a Durbar Square, a Kathmandu, a Bhaktapur e a molti altri siti della valle di Kathmandu. A Pashutinapat, veramente ce ne sono moltissimi di siti che ci sono stati dei danni veramente importanti. Questi danni però fanno parte, come dire, sono intervenuti su un patrimonio archeologico fortemente vulnerabile, è stato quello poi un po' il problema di fondo. Fortemente vulnerabile perché? Perché la tradizione costruttiva di queste aree, che prevedeva la costruzione di una piramide a gradoni di base, al di sopra del quale si andavano ad appoggiare dei templi a pagoda di 1, 2, 3 pagode diverse, in realtà fa sì che questa parte alta risulti particolarmente sensibili al moto vibratorio del terreno. Addirittura noi abbiamo fatto delle misure sperimentali, abbiamo visto che alla base, al tetto, diciamo, della piramide di fondazione, e quindi, diciamo, alla base dei templi, le oscillazioni che vengono trasferite dal suolo al tempio sono esattamente le stesse oscillazioni che fanno vibrare i templi, quindi come se si generasse un fenomeno di risonanza, e quindi canalizzando l'energia su quelle frequenze che sono tipiche di oscillazione dei templi. Questo può essere una delle motivazioni probabilmente per cui la stragrande maggioranza delle strutture archeologiche sono crollate, oltre a
problemi costruttivi. Basta pensare che questi templi che stanno al di sopra di delle basi piramidali sono in realtà templi semplicemente appoggiati con una struttura in legno, appoggiate sulla base piramidale a gradoni, appoggiate all'interno di incavi scavati nella roccia, che hanno profondità di 2-3 centimetri molto spesso, quindi veramente sono dei templi sostanzialmente appoggiati su una superficie ma estremamente vulnerabili alle forze antisismiche. Ecco perché poi questi edifici sono risultati tra gli elementi più danneggiati di tutta Kathmandu. Siamo in collegamento in videoconferenza con Giuseppe dalla Valle di Trento. Cosa sta facendo in Nepal? Buonasera, sono Giuseppe dalla Valle, presidente di una piccola associazione no profit che opera in Nepal dal 2010 ed è nata per dare un minimo di strutture basilari come acquedotti, scuole, assistenza sanitaria ad alcuni piccoli villaggi di alta montagna nella regione dell'Ambu in Nepal. Ne abbiamo realizzato 4 acquedotti in altrettanti piccoli villaggi, portando l'acqua a tutte le case. Abbiamo costruito un piccolo ambulatorio medico di prima assistenza, di primo aiuto, per dare assistenza sanitaria in una vasta zona totalmente priva di servizi sanitari. Poi una scuola per 100 bambini facevano lezioni in una struttura veramente fatiscente. Dopo il terribile terremoto del 25 aprile dell'anno scorso,
distrutto completamente tutte le case dei nostri piccoli villaggi. E ci siamo impegnati come associazione insieme agli abitanti del posto a ricostruire con sistemi antisismici tutte le loro case dei 3 piccoli villaggi, per un totale di 47 case. Noi siamo stati in Nepal a ottobre dell'anno scorso per discutere con la gente del posto come realizzare le case, le dimensioni, in modo da preparare un progetto che poi noi abbiamo fatto qui da noi e l'abbiamo portato a febbraio, quando siamo andati con un gruppo di amici a costruire la prima casa antisismica in mattoni e cemento armato, insieme ai muratori del posto. Poi noi siamo ritornati ai primi di marzo e loro, i muratori, hanno già costruito altre 3 case, state attento, e altre 5 sono in costruzione e speriamo che riescano a portarle a tetto prima dell'arrivo dei monsoni, che saranno a breve. Le altre case negli altri villaggi saranno costruite in seguito, dopo i monsoni e l'anno prossimo. Purtroppo i lavori saranno molto lunghi perché ci sono dei problemi logistici per portare i materiali fino su in montagna. Gli abitanti dei nostri villaggi sono di religione buddista e di etnia tibetana. Abitano in piccoli villaggi a un'altitudine di circa 2500 metri e vivono di un'agricoltura di sussistenza e allevamento di galline e bufali. E nei villaggi si trovano soprattutto anziani, donne e bambini, perché purtroppo i giovani devono emigrare all'estero, in Arabia, nei paesi arabi, in India, per lavorare, perché l'agricoltura di montagna non crea reddito e altri lavori non ci sono su in montagna. La gente è molto forte, gentile e molto ospitale. Quando noi siamo nei loro villaggi, soggiorniamo nelle loro case, dormiamo nelle loro case, mangiamo la loro mensa, è un'esperienza veramente intensa. Questi villaggi sono difficili da raggiungere, anche se negli ultimi anni sono state tracciate delle piste sterrate che dalla valle arrivano fino sulla montagna, che però sono molto pericolose e quando piove sono praticamente intransitabili. E quindi appunto per questo i tempi per la ricostruzione saranno lunghi, proprio per la difficoltà a portare i materiali sulla montagna. Il nostro piccolo camion 4x4 arriva solo in prossimità dei villaggi, deve scaricare tutta la roba in un piccolo piazzale e poi la gente deve portare tutti i materiali a spalla fino al punto dove si costruisce la casa, e a volte sono anche 500, 600, un chilometro lungo piccoli sentieri, e loro portano anche fino a 100 kg sempre sulle spalle. E sì, l'impegno che abbiamo è molto gravoso, però andiamo avanti con determinazione. Questo per quanto riguarda l'esperienza nostra nei villaggi, fino a questo momento. Difatti vi ho parlato dei nostri villaggi, ma la situazione in gran parte del Nepal dopo il terremoto è veramente disastrosa. Anche se un viaggiatore che gira per Kathmandu, la capitale, praticamente non si accorge neppure che c'è stato un terremoto, perché i segni sono poco visibili in città. Ma appena esce dalla città incontra subito villaggi con molte case crollate o pericolanti, e se sale verso la montagna incontra solo villaggi completamente distrutti, perché le case di montagna erano costruite con pietra e argilla e non hanno resistito alle scosse fortissime del terremoto. E adesso nei villaggi sono stati costruiti dei piccoli ricoveri di fortuna realizzati con lamiere zincate. In queste baracche la gente vive durante i monsoni, anche durante l'inverno, che è abbastanza duro, però è gente forte, paziente
sopporta con dignità ogni disagio. Hanno molta fiducia nel nostro aiuto perché da parte del governo finora non c'è stato alcun contributo per la ricostruzione. Io mi rifugio nella parola che si manifesta, come Gveda, nella mente, come Yaturveda, nel respiro, come Sameveda. Io faccio assegnamento sulla vista e sull'udito, riproducendo le parole in sé e rivelandone la esutri, e quindi l'illuminazione. Kathmandu, la Valle Incantata. Di Emanuela Scarponi. Il Festival dell'Oriente di Roma ha dedicato una giornata al Nepal nel secondo anniversario del terremoto di Kathmandu, avvenuto il 25 aprile 2015. Il Festival dell'Oriente di Roma si sta tenendo presso la nuova fiera di Roma ed ormai la sua fama è diffusa in tutta Italia. È organizzato da Federico Nicolini. Mercoledì 12 aprile 2017 Federico Nicolini pubblica il programma delle conferenze, tra queste con grandissima emozione leggo, Kathmandu Nepal 25 aprile 2017 Festival dell'Oriente Roma. Nepal Kathmandu martedì 25 aprile 2017 Padiglione 5 Sala 2. I punti all'ordine del giorno sono i seguenti: dalle ore 13 alle 14 promozione dello sviluppo del turismo ecosostenibile nei paesi africani ed orientali. Saluti del dottore ingegnere Walter Mzembi, ministro del turismo dello Zimbabwe, e candidato a segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, patrocinata dall'ONU. Intervengono Michalina Gabriel Sanquest, ambasciatore onorario del turismo dello Zimbabwe in Italia, Gaia Spera, autrice del testo teatrale Corpi, numeri, distanze. Editore APN Emanuela Scarponi. Allestita poi la mostra fotografica del Nepal, segue la presentazione del reportage, Kathmandu, la Valle Incantata, sulle orme di Buddha, di Emanuela Scarponi, editore APN. Alla presentazione intervengono Emanuele Barrachia, giornalista, Emanuela Scarponi, autrice, segue la proiezione del documentario, Kathmandu 2015, Before and After di Emanuela Scarponi, montaggio e musiche di Tiziano Novelli. Durante la giornata si è svolta una videoconferenza, a cura di Maurizio Scarponi, con Claudio Margottini, ora nominato osservatore scientifico presso l'ambasciata italiana ad Il Cairo, dove verrà presentato prossimamente il progetto Kathmandu, la Valle Incantata. Allestimento della mostra fotografica a cura di Lili Scarponi.
stata contattata in realtà dal Festival dell'Oriente, che non ha ancora un Festival dell'Africa e ne sono invece interessati a farlo, e quindi noi adesso parleremo anche con Federico Nicolini, che è molto simpatico, con l'organizzatore del festival, per fare qualcosa anche noi per l'Africa, perché è tutto presente meno che in questo continente. In ogni caso, sì, esatto. E ma qui abbiamo Michelina, che è una potenza mondiale. No, Sì. Gaia Spera invece è qua perché io ho scelto come io ho creato un giornale sull'Africa, il primo in Italia, qualche anno fa, e si chiama African People News. Come casa editrice, quindi ho anche deciso di pubblicare il primo libro e di dedicarlo a un naufragio del Mediterraneo e di un testo teatrale che ha scritto Gaia Spera. Eccoci qui, quindi tutti coordinati assieme. Questo giornale parla di Africa e di africani d'Italia, perché non sarebbe impossibile fare il contrario, no? E quindi Gaia è la presentatrice del testo teatrale, quindi siamo qua in questo coordinamento. E adesso arriverà a recitare alcuni versi bellissimi di questo testo. Io ringrazio Manuela per l'invito. Questo testo, che è edito da APN, African People News, nasce 4 anni fa, la notte del 3 ottobre 2013, perché quella notte c'è stato il primo evento tragico, diciamo di portata così significativa da salire all'attenzione delle cronache, cioè questo naufragio di 366 persone a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa. Sui numeri spiriti delle virtù a fecondarli: Tamam, generoso; Shakil, bello; Najab, di nobili origini; Bashar, felicità; Asha, speranza. La mia terra fa di ogni nome un matrimonio e lo benedice di fecondità. Usare la parola accoglienza nella mia terra è promettere ospitalità. Per il mondo noi siamo gli ultimi, gli extracomunitari, i disperati, siamo i poveri, e lo siamo, poveri di ciò che oggi per questa parte di mondo più conta, il denaro. Ma a contare nella vita non è solo ciò che possa essere contato. La terra da cui vengo è ricca di accoglienza ed è ricca di ospitalità. Per l'ospite, la mia terra ha parole in cui si intrecciano significati diversi, come quelli di desiderato e di offerta. Desiderato, che sia atteso o imprevisto, l'ospite per noi è sempre desiderato. Desiderare è una parola bellissima, una delle mie preferite quando ancora sapevo sceglierle e pronunciarle le parole. Piena di promesse e piena di umiltà. Desidero perché so riconoscere ed ascoltare le mancanze del mio cuore e del mio spirito. L'ospite nella mia terra è desiderato perché sappiamo che sarà lui a portare ciò che manca. L'ospite, chiunque sia, chiunque arriverà, sarà dono. Noi, quelli che arriviamo sui barconi attraversando il mare, sappiamo di essere incompleti e accogliamo ogni arrivo come un'occasione di completezza. Io sto facendo la campagna elettorale, lui è il ministro, vi faccio vedere la cartellina, è il ministro del turismo dello Zimbabwe, è una persona molto, molto educata, Una campagna molto, molto importante questo, perché lui è già ministro del turismo dello Zimbabwe. Ha una grossa esperienza in fatto di turismo ecosostenibile e lui punta molto sul turismo ecosostenibile, come parlavamo, e lui è candidato. Il 12 maggio ci saranno le elezioni a Madrid, dove c'è la sede, ci saranno le elezioni per segretario mondiale dell'Organizzazione del Turismo Ecosostenibile. L'Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha sede a Madrid, è stata creata nel 1975 con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo, al fine di contribuire all'espansione economica, stabilire e mantenere rapporti di cooperazione, stimolare e sviluppare collaborazioni tra i settori pubblico e privato, con particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo. La 15ª sessione dell'Assemblea Generale dell'ottobre 2003 ha ufficialmente approvato la trasformazione dell'organizzazione in agenzia specializzata delle Nazioni Unite,
il cui nuovo status è stato definitivamente ratificato dall'Assemblea Generale ONU tenutasi a novembre 2003. E tutto nasce perché io nel 2015 sono finita nel Nepal, 3 mesi prima del terremoto, e quindi per questo motivo avevo deciso di per un momento distrarre l'attenzione dall'Africa e dedicarla a Kathmandu, che è un mito per tutti i viaggiatori. Un diario di viaggio, luminoso e vivace, attraverso il quale traspaiono, limpidi e freddi, gli incredibili paesaggi dell'India e del Nepal. Da Varanasi sul Gange, il fiume sacro, in India, e fino a Patna, per proseguire su di un bizzarro treno, dove le scimmie si affacciano a chiedere cibarie mentre cani e topi scorrazzano indisturbati entro i vagoni. E poi si raggiungono Shravasti e Lumbini, Saurah, per arrivare a Kathmandu a bordo di una vecchia corriera attraverso gli itinerari descritti dalla vivace curiosità dell'autrice. Ma prima di iniziare ogni giornata si pronunciano, a pieni polmoni e nella posizione del loto, i suoni ripetuti della Om, la sillaba mantrica per eccellenza, ci si concentra sulla propria energia positiva, e si espelle quella negativa. Proseguendo, Ajit, la guida, ci spiega che per rivivere e comprendere il significato delle filosofie orientali si deve ripercorrere la fitta rete dei fiumi, dei sentieri e delle strade che da secoli vengono battuti da portatori, mercanti e pellegrini, nonché dalle popolazioni locali che si spostano dai villaggi alle città, dall'India al Nepal e fino in Tibet. Spiega la visione sacra che gli induisti ed i buddisti hanno del fiume come l'autentica strada che porta alla rinascita spirituale o alla reincarnazione. Viaggiando si scorgono dal treno antichi villaggi di capanne in legno con animali al centro dove le famiglie si raccolgono per riscaldarsi. Fa un freddo invero che non sospettavamo davvero in questa stagione, ma accogliamo anche questo disagio come una prova. All'arrivo in Nepal si nota che il paese è incastonato tra due imponenti pareti montuose, che svettano maestose, mentre in basso resta il verde intricato delle umide giungle delle pianure indiane. Il lettore si trova immerso nel documentario e confronta il testo con le molte immagini, accadimenti, giunti al confine con il Nepal. Ajit ci saluta e ci affida a Subhash, e gli spiega che ora cammineremo a ritroso il cammino dell'esistenza. Alla fine, dopo piccoli villaggi e paesi si arriva alla valle incantata di Kathmandu. L'atmosfera è nitida ma il tramonto arriva improvviso. Rientriamo in albergo. Le strade sono buie e non ci sono marciapiedi ma lo spettacolo del cielo notturno è incantevole. Sembra di vivere all'epoca dei Mola, la prima civiltà nepalese. Si prosegue con la descrizione della popolazione e della sua cultura. Il sorriso di questa gente attenua le situazioni più difficili perché calmi, tranquilli e amanti della pace sono i nepalesi. Situata al centro della valle omonima, la remota civiltà Mola, rimasta isolata per secoli dalle alte vette dell'Himalaya, ha mantenuto intatte le sue tradizioni nella valle di Kathmandu. Felicità e amore, infine, emergono dai rapporti epistolari con Subhash, la guida nepalese. Si evidenziano i tratti più emozionanti. L'edificio Kumari Kok ospita le bambine, ritenute reincarnazioni della dea Durga. Buddha ricerca l'illuminazione aderendo alla comunità dei Sadhu. Chi considera la razionalità un ostacolo, la colomba è l'anima che viaggia verso il nirvana. In Nepal, un piccolo paese sconosciuto ai più, terra natale di Buddha, dove si erge la montagna più alta del mondo, l'induismo ed il buddismo si sono fusi in modo unico ed il sincretismo religioso ha portato all'evoluzione di forme culturali proprie che impregnano la vita delle persone. L'autrice conclude con queste parole: crocevia per i traffici dei mercanti da est ad ovest e da sud a nord. Il Nepal ha assimilato e fatto suoi alcuni tratti della cultura di questi. Ne sono testimonianza le molteplici etnie presenti nelle valli di montagna o nelle foreste di pianura, ognuna con la sua propria lingua e cultura. Le popolazioni, i loro credi e le loro tradizioni hanno dato luogo ad una cultura affascinante ed unica che resterà per sempre nella storia della civiltà umana.
Ganga Mai, Madre Gange, è davanti ai nostri occhi. Impossibile non essere rapiti dal suo richiamo leggendario e struggente. Decidiamo di seguirne il corso a ritroso, come per unirci in un magico afflato al viaggio di chi, dopo aver lasciato il corpo materiale, ha affidato le proprie ceneri alle sue acque. Così, dai fumi che s'alzano dalle pire lungo i Ghot di Varanasi, nei cui pressi, a Sarnath, Siddhartha, il Buddha storico, con il suo primo sermone mise in moto nel VI secolo a.C. la ruota del Dharma, ci ritroviamo a ripercorrere un itinerario che ci condurrà lontano, alle pendici della maestosa catena himalayana. Chiuso agli stranieri fino al 1951, il Nepal è diventato in questi ultimi anni meta ambita di molti visitatori. Ciò che spinge molti turisti a spiccare il grande volo verso il lontano paese himalayano è soprattutto il fascino delle montagne. A questo punto segue la videoconferenza con Claudio Margottini, osservatore scientifico dell'ambasciata italiana a Il Cairo, in Egitto, il quale ci parlerà del suo progetto geologico a Lumbini, luogo di nascita di Buddha in Nepal. Dopo quindi aver avuto come special guests Gaia Spera per il suo testo teatrale su distanze e sui naufragi del Mediterraneo, adesso, l'ambasciatrice del turismo dello Zimbabwe che promuoveva la candidatura del suo capo Mdembi al segretario generale dell'Organizzazione del Turismo Ecosostenibile sul pianeta Terra. Adesso ci addentriamo nei mondi più sconosciuti e più autentici del Nepal. Ecco a voi Claudio Margottini. Innanzitutto per l'invito e per questa conferenza che siamo riusciti a organizzare veramente in pochissimo tempo. Però ci tenevo assolutamente ad essere presente a partecipare per due motivi. Primo, perché il Nepal è un paese dove ho lavorato per molti anni ed è un paese che rimane nel cuore, indubbiamente chi lo percorre, chi lo attraversa, come avete fatto voi, sicuramente rimane sempre nella nostra memoria. E poi perché è un paese che in realtà ha necessità a volte di alcuni supporti, contributi di natura tecnico-scientifica per superare alcune criticità che ancora oggi esistono su quel territorio. Una di queste criticità, ma poi in realtà ne ho vissute più di una, è stata proprio quella di contribuire alla tutela del sito di Lumbini, che rappresenta la città natale di Buddha. E non solo questo, ma specificatamente io mi sono occupato del lavoro di rimozione delle infiltrazioni di acqua e dell'acqua che ha danneggiato nel corso degli ultimi anni il tempio che contiene la pietra che indica il luogo esatto della nascita. Quindi potete immaginare che è un luogo di alto valore spirituale per il mondo buddista e quindi rappresenta un oggetto di grande attenzione e delicatezza. Questo incarico ci venne, io sono Servizio Geologico di Stato, anche se in questo momento proprio per il Ministero degli Esteri, faccio parte della comunità scientifica italiana e precisamente del Servizio Geologico di Stato. E come Servizio Geologico abbiamo operato in molti paesi del mondo, soprattutto su incarico diretto dell'UNESCO. L'UNESCO ha dato in noi un supporto tecnico specifico per intervenire su quelle criticità di natura geologico-ambientale che nel passato venivano invece affrontate con competenza di natura più legata alle scienze della conservazione, diciamo così, quindi architettura, ingegneria, che però non riuscivano a inquadrare esattamente i problemi che si andavano presentando. Ecco che in questi ultimi anni, a cominciare per esempio dai Buddha distrutti dai talebani in Afghanistan,
quindi un problema tipicamente di meccanica delle rocce, fino a Machu Picchu, fino all'isola di Pasqua, in Centrafrica, in Etiopia, in Siria, in Iraq, eccetera. Ogni qualvolta esistevano problemi di natura geologica, geologico-ambientale che interagivano con la conservazione dei monumenti, ecco, l'UNESCO ha scoperto questo grande gruppo italiano, di cui veramente mi onoro di far parte, che ha dato un contributo importante. Specificatamente nel caso di Londini avevamo una falda che permanente, specialmente nel momento di grande pioggia, nasceva nei terreni sui quali era fondato il tempio, che come detto prima custodiva la pietra la quale indica il Buddha, e questa falda arrivava in prossimità della superficie, provocando umidità nei materiali, nei mattoni che costituiscono il tempio, quindi cominciando a provocare fenomeni di alterazione, di degrado, tutti elementi che avrebbero potuto portare nel corso degli anni ad un danneggiamento irreversibile di questa struttura. A quel punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una serie di indagini, una serie di studi per cercare di capire il comportamento di questa falda e soprattutto cercare di capire da dove, come si alimentasse. E una delle prime cose che abbiamo scoperto, per esempio, era che aveva un rapidissimo rapporto con le piogge, per cui come iniziava a piovere, immediatamente questa falda si andava a generare. E questo ci ha creato un po' di preoccupazione, perché generalmente le falde necessitano sempre di qualche giorno di pioggia per la ricarica e così via. Abbiamo fatto poi una serie di indagini nel corso in diversi periodi dell'anno e abbiamo visto che questa falda sostanzialmente era una falda che nei periodi, in cui al di fuori della stagione delle piogge era praticamente assente. Quindi rispetto a un problema che era un problema di carattere generale, come vedete benissimo noi, abbiamo intanto confinato il problema esclusivamente al Successivamente abbiamo cominciato a indagare con maggior dettaglio il rapporto tra le piogge e l'insorgenza di questa falda, scoprendo che in realtà questa era una falda che veniva sì alimentata dalle piogge, ma che a causa di alcuni elementi, diciamo, collaterali, quali ad esempio la mancanza. Gli studi che abbiamo condotto negli ultimi anni, dopo che ci siamo resi conto che questa falda aveva un carattere esclusivamente stagionale, ci hanno portato poi a investigare esattamente i rapporti tra le piogge e l'insorgenza di questa falda. Abbiamo quindi notato che c'era sì un'infiltrazione abbastanza significativa, ma che contemporaneamente c'era una scarsa raccolta delle acque piovane, soprattutto in corrispondenza dell'unica grande struttura che subisce sostanzialmente una protezione, una sorta di capannone che è grande negli anni 90, che contiene il tempio, il quale a sua volta era stato costruito per contenere la pietra sacra. Ecco, questa struttura che fa da contenitore a entrambi questi due oggetti archeologici in realtà non aveva un sistema di smaltimento delle acque, per cui tutte le precipitazioni che cadevano al di sopra di esse si infiltravano immediatamente al di sotto del tempio. Quindi, come immaginate, una cosa tutto sommato piccola, un po' più importante dal punto di vista ingegneristico, la quale però correva il rischio di creare un danno assolutamente significativo su un patrimonio di grande importanza. Abbiamo quindi presentato in quest'ultimo, proprio 2 mesi or sono, una serie di progetti insieme all'UNESCO per recuperare il controllo sulla falda e quindi impedire che questi fenomeni possano avvenire nel passato, seppur mantenendo un minimo di umidità, perché un minimo di umidità deve garantire una conservazione ottimale dei mattoni con cui era costruito il tempio originale, e con questo speriamo nel giro di pochissimo tempo di poter risolvere ed aver dato un piccolo contributo, ma sono contento di dire significativo, alla conservazione di uno dei luoghi più belli del Nepal e sicuramente dal punto di vista religioso più importanti del mondo. Ecco, allora abbiamo infatti
messo alcune del materiale fotografico che avevi dato di Lumbini e abbiamo descritto anche questa bellissima città, così che nel documentario sarà visibile a tutto questo luogo di culto importante buddista per tutto il mondo, visto che qui siamo al Festival dell'Oriente e quindi ogni angolo dell'Oriente viene descritto nel migliore dei modi. È un bellissimo festival, pieno di bellissime danze orientali e spettacoli della Cina, dell'India, e c'è anche qualche nepalese, quella che vende dell'ottimo cashmere. Fantastico, bellissimo. Ed abbiamo chiesto di suonare il loro strumento musicale durante questa sera. Sì, cercheremo quindi di attrarre tutti i nepalesi sopravvissuti a questo disastro del loro paese. Ecco, se possiamo aggiungere due parole proprio sul terremoto, sul Gorkha Earthquake, sul terremoto scorso anno. Sì. Ecco, quello vorrei dire che abbiamo lavorato anche su quell'evento, cercando di dare un contributo non fondamentale in questo caso, ma un piccolo aiuto all'UNESCO e quindi al Ministero della Cultura nepalese. E quello che sto notando e che stiamo notando come osservatori esterni, che per la prima volta forse si sta cominciando a pensare e quantomeno a ragionare su una ricostruzione del patrimonio culturale, tenendo però in considerazione alcuni criteri antisismici. Questo perché negli anni passati, soprattutto dopo i grandi terremoti di Kathmandu per esempio, quando vennero distrutti gli stessi templi di oggi nei primi del Novecento, non vennero adottate criteri antisismici nella ricostruzione, ma semplicemente si sposò il concetto che i templi erano stati costruiti con criteri di tipo tradizionale e che questi stessi criteri devono essere replicati nella ricostruzione. Questo anche se poteva in qualche maniera metterne a repentaglio la conservazione in un momento successivo quando si fossero trovati ad affrontare ulteriori terremoti, come poi è successo esattamente lo scorso anno. Ecco, questa volta devo dire che forse per la prima volta si comincia a ragionare tenendo in considerazione sì la ricostruzione con metodi più possibile di tipo tradizionale, ma anche cercando di irrigidire e robustire queste strutture in maniera tale che non siamo nati ogni 100 anni a dover ricostruire questi templi, perché una forza antisismica, un evento sismico importante li ha purtroppo completamente azzerati. Ecco, questa mi sembra qualcosa di positivo, una notizia positiva che sta avvenendo in collaborazione tra amministrazioni pubbliche, locali e comunità scientifica sia nepalese che internazionale. Ok, allora tu non sai che davanti a te questo mio fratello è un ingegnere anche di cose sismiche, antisismiche. Allora ecco che adesso ti farò una domanda a trabocchetto, vai. Vai, vediamo se ricordo ancora qualcosa. Allora. No, beh, interessante che c'è un approccio più moderno alle strutture, ma penso che comunque la forma rimanga sempre tradizionale in quelle zone, no? Penso sì, la forma sarà una forma tradizionale sicuramente, però basti pensare che molti di questi templi avevano una struttura in muratura che rappresentava la parte bassa del tempio, dove c'erano le scalinate che si arrivavano fino a 7, 8, 10 metri di altezza. Sì, dicevo che molte di queste strutture erano costruite con un basamento in muratura, al di sopra dei quali venivano realizzati i templi con un'architettura portante in legno e poi delle tamponature in mattoni. Ecco, questa architettura portante in legno, ad esempio, era semplicemente appoggiata sulla parte di muratura sottostante, la quale poteva essere alta anche 3, 4, 5, 6 metri o anche oltre, e quindi semplicemente appoggiata e tenuta ferma da cosa? Da un lieve escavazione della roccia di base, della muratura di base, ma nell'ordine di mezzo centimetro, dove questo mezzo centimetro faceva da fermo da tutta quanta la parte in legno in elevazione. Ora è chiaro che una situazione di questo tipo basta veramente pochissimo per creare un danno anche di natura molto molto seria, quindi non è necessario avere un terremoto di magnitudo elevata, ma anche un terremoto di bassa magnitudo, è una situazione che non è assolutamente legata, non è assolutamente omogenea, insomma sicuramente provoca danni consistenti. Ecco.
Interessante l'approccio comunque più moderno per quelle zone che comunque hanno, credo, un livello di sismicità piuttosto elevato, insomma, vista la morfologia del territorio, dovrebbe essere molto molto pesante. Sì, assolutamente sì, ed è un peccato che purtroppo nel passato le modalità costruttive non abbiano quasi mai tenuto conto della forzante sismica, ma perché non si era mai sviluppato un approccio alla conservazione, si era sviluppato un approccio per cui dopo il terremoto si ricostruiva ex novo una determinata struttura. Ecco che noi gli edifici che vediamo oggi molto spesso sono, anzi quasi sicuramente sono per la maggior parte edifici completamente ricostruiti. Ecco, e vengono ascoltati i tecnici italiani all'estero in questo settore? Sì, questo va a dire sì, ma non soltanto in Nepal, anche qua in Egitto, in tanti posti, insomma, dove abbiamo lavorato nel mondo. La cultura e la scienza italiana sono veramente un fiore all'occhiello del nostro paese, ecco, e sono veramente un messaggero di un brand, di una cultura che è sicuramente importante e altrettanto valida quanto quella del cibo, quanto quella della gastronomia o del turismo. Ecco, okay. Di questo sono veramente contento, nonostante poi le risorse siano ovviamente non particolarmente ampie, però riusciamo sicuramente a fare delle cose importanti. E poi riusciamo ad avere sempre un approccio di grande collaborazione con le comunità locali, cui molto spesso riusciamo a fare cose che altri esperti, altri paesi per loro natura hanno difficoltà a raggiungere. Noi, ecco, questa grande relazione è sempre stato un valore aggiunto per il nostro modo di lavorare. Ecco, allora sentimi, ancora una volta dire viva Kathmandu, no? Terra di... Assolutamente, viva Kathmandu, veramente quest'anno sono riuscito ad andare a Taglia perché ero poco, ma spero il prossimo anno di poter tornare e rivedere questo paese meraviglioso, queste popolazioni meravigliose, e respirare di nuovo quell'atmosfera, quegli odori, i profumi, girando per i vicoli di Kathmandu. Un giorno ci confesserai se sei buddista anche, eh? Con grande piacere, assolutamente. Va bene. Senti, allora intanto un grande saluto dall'Italia, da Roma. Poi allora mi dispiace che oggi non puoi essere qui, comunque ci sarai ugualmente perché manderemo in onda anche questo, oltre al documentario dove sei comunque te, e faremo anche questa sera una trasmissione di questa serata, perché verrà anche ripresa e ci faremo una trasmissione intera col documentario e la conferenza, e tu dopo aver montato tutto quanto. E va bene, allora speriamo poi, non so, rientrerai in patria prima o poi? Sì, ma io mediamente ogni 2 o 3 settimane sono in Italia. Ah, benissimo. Allora la prossima volta un po' più coordinati, probabilmente ci ospita l'Istituto dell'Oriente. Ah, bellissimo. Con Claudio Loiacono, che era dell'Istituto per l'Africa e l'Oriente, quindi ci conoscevamo. Va bene? E sarà una cosa più, diciamo, più coordinata, e anche speriamo anche di avere te in primo piano, va bene? Cercherò sicuramente di essere. Allora, e stasera intanto riprendiamo tutto, poi ti mandiamo tutto, va bene? Perfetto, in bocca al lupo per questa sera e complimenti per il lavoro che avete fatto, che veramente consente di far conoscere un paese che è meraviglioso, un paese infatti. Ecco. Che non è Cina, non è India, è Nepal, assolutamente. È qualcosa di assolutamente eccezionale e veramente unico. Ecco. Credo che il termine sia unico, assolutamente. Ecco. Adesso Maurizio ci aiuta a allestire la mostra fotografica qui all'esterno della sala, e che rimarrà aperta fino a stasera alle 23, quando chiude il festival.